grandissima partecipazione, è il segno che non si può vietare l'amore per legge, non si possono cancellare le differenze per legge, non si possono cancellare i nostri corpi perché esistono, perché siamo persone, perché abbiamo dei diritti che sono diritti fondamentali. Vietare il Pride vuol dire discriminazione istituzionale, non è accettabile nell'Unione Europea, dove se attacchi i diritti di una o di uno stai attaccando i diritti di tutte e di tutti. Per questo era per noi importante essere qui a portare piena solidarietà agli ungheresi e alla comunità LGBTQIA+, che purtroppo è in attacco non soltanto in Ungheria ma in tutta Europa. Il nostro paese, l'Italia, continua a scivolare in fondo alle classifiche, manca una legge contro l'omobilesbo-transfobia che questa destra che oggi governa ha affossato tra le risate e gli applausi, manca il matrimonio egualitario, il riconoscimento per i figli delle coppie omogenitoriali. Insomma, siamo qui per tutto questo, siamo qui per una solidarietà e perché l'Europa vuol dire essere qui a difendere la libertà e la democrazia. Bravo,